Esiste una delibera di giunta assunta qualche settimana fa, con la quale il presidente Zaia ha indicato a Roma quali sono le priorità secondo lui e secondo la sua giunta per il Veneto rispetto alle risorse del recovery plan. Noi invece siamo convinti che il progetto per il Veneto di rilancio debba essere costruito dal basso, attraverso un confronto, ma guardi, non tanto e non solo con le opposizioni, che pure rappresentano un pezzo di cittadini veneti, ma con tutti quei corpi intermedi, gli attori sociali, gli attori datoriali, il mondo del volontariato del terzo settore, gli operatori del sistema sanitario, per costruire una grande discussione e un grande confronto che ci aiuti insieme a trovare il modello del Veneto del 2022. Perché anche il modello Veneto, che pure ha retto negli anni precedenti l'impatto ad esempio della crisi del 2008, il nostro sistema produttivo ha tenuto rispetto ad altri contesti regionali le grandi difficoltà degli anni che abbiamo appena alle spalle, oggi è messo fortemente in discussione dalla pandemia sul piano sanitario e dalla crisi economica sul piano, diciamo, produttivo e sociale. Ecco, noi crediamo che anche per il Veneto sia giunto il momento di voltare pagina e di immaginare un futuro nel quale le nostre eccellenze, sono tantissime, possano essere finalmente valorizzate al meglio, per tornare ad essere un punto di riferimento dell'economia, dell'ambiente e della società italiana. Noi crediamo che questo grande lavoro non possa essere fatto dentro una stanza ristretta come può essere quella della giunta regionale e che invece debba essere un percorso aperto, allargato, aperto al confronto, ai suggerimenti e su questo sfidiamo la maggioranza.